Il nuovo Presidente della Repubblica è un rappresentante di profilo indiscutibile che assicurerà ai cittadini, alla politica e allo scenario internazionale un punto di riferimento chiaro, equilibrato, fortemente ancorato alle istituzioni, alla legalità e al senso democratico del nostro Paese. Così Clodovaldo Ruffato, Presidente del Consiglio regionale Veneto, nonché uno dei tre grandi elettori chiamati a votare il nuovo capo dello Stato, insieme al governatore Luca Zaia e al capogruppo PD a Palazzo Ferrofini Lucio Tiozzo, che a sua volta commenta entusiasta. È stata una grande giornata per il nostro Paese. Mattarella rappresenta integralmente il senso di rispetto della Costituzione e la virtù dell'equilibrio politico. Questi valori sono i contributi fondamentali per affrontare le sfide future dell'Italia intera. Ma se la politica esulta, un clima decisamente meno festoso si respira per le strade di Marghera. Non è contento? No, ma a parte che non c'era un personaggio degno da mettere, però vabbè così insomma, l'Italia. Mi sembra una brava persona, mi auguro che faccia bene. Una schifezza perché si aveva scelto, si sapeva già e non è per me una elezione regolare. Si aveva creato il PD per avere un personaggio che non sia concorrente a Renzi e si sapeva già da un pezzo. No, non mi piace, capito? Chi È avrebbe, una corrente politica che non mi va. chi avrebbe voluto? Eh? Chi avrebbe voluto? Berlusconi. Purtroppo non si cambia mai perché siamo sempre costretti a soccombere in queste situazioni qua. Perciò cosa posso dirti? A questo punto l'Italia sta sprofondando, andremo a finire peggio della Grecia.